Arrivare a Milano dagli Stati Uniti, dal Nord Europa o dal Giappone, visitare l'Expo 2015 e poi percorrere a piedi 160 km fino a Portofino, tenendosi lontani dai centri urbani e attraversando prima l'Oltrepo Pavese e poi l'Appennino Ligure, lungo un percorso costellato di meravigliosi paesaggi naturali, antichi monumenti e punti di interesse internazionale, come la casa natale della mamma di Frank Sinatra a Rosti Lumarzo o l'osservatorio astronomico dell'Antola, dove lavorò il giovane Einstein quando viveva a Pavia con la famiglia. È la scommessa turistica della Via del Mare, progetto ideato dal Parco dell'Antola e dalla provincia di Genova in collaborazione con la provincia di Pavia. È già in corso il lavoro per attrezzare la rete di sentieri, che, si spera, sarà percorsa da migliaia di turisti. Poi sarà fondamentale garantire un'adeguata offerta di ospitalità alberghiera. Dobbiamo pensare al potenziamento e soprattutto alla messa in rete di quelle piccole strutture che sono rifugi, noi lo abbiamo in cima all'Antola, ostelli, foresterie, bed and breakfast, agriturismi, che possano, messi in rete tutti insieme, garantire una buona ospitalità a chi viene sul nostro territorio per godere di un ambiente integro, della biodiversità, per venire a vedere gli animali, per venire a mangiare bene e a fare delle escursioni. La Via del Mare prevede anche una variante che punta a Chiavari, quindi interesserebbe ampie zone della provincia di Genova ricadenti nei parchi dell'Antola e dell'Aveto, di cui valorizzerebbe turisticamente i grandi valori paesaggistici, l'elevata biodiversità e le produzioni tipiche, come la carne bovina dell'Antola e i canestrelli di Torriglia. Un driver decisivo per la nascita della Via del Mare potrebbe essere il progetto Aree Interne, finanziato dal Ministero dell'Economia. Per la prima volta da decenni lo Stato italiano, su impulso di Fabrizio Barca, prima Ministro della Coesione Territoriale e ora direttore del Ministero, impegnerà ingenti somme di denaro per far rinascere l'Appennino abbandonato, e la Regione Liguria è stata la prima in Italia a cogliere l'occasione, con 4 progetti, uno per provincia, presentati a Barca direttamente sull'Appennino. Una novità assoluta, perché non era mai stata data un'attenzione di questo tipo a zone che sono, voglio dire, non solo geograficamente marginali. Corrisponde molto bene a alcuni disagi importanti nella nostra regione, in termini di distanza dai servizi, di decremento demografico, quindi di spopolamento delle zone. Il progetto relativo alla provincia di Genova comprende 16 comuni di 5 valli: Trebbia, Sturla, Graveglia, Aveto e Bisagno, nonché i 2 parchi dell'Antola e dell'Aveto. Si punta a far sì che sulla scuola, la sanità e la mobilità chi abita nell'entroterra non debba soffrire svantaggi rispetto a chi vive in città e nei grossi centri. Se l'obiettivo finale è quello di evitare lo spopolamento, significa anche che a migliori servizi possono attirare l'insediamento di diverse famiglie. Nella stessa direzione del progetto Aree Interne va un'altra iniziativa, questa volta promossa dalla provincia di Genova: il Pucco della Valtrebbia, il primo piano urbanistico sovracomunale della Liguria, che coinvolge i 5 comuni di Fascia, Fontanigorda, Rondanina, Rovegno e Gorreto. La provincia ha coinvolto nella redazione del Pucco Valtrebbia 3 giovani architetti, selezionati dall'ordine professionale. Si tratta di un piano urbanistico montano, dove l'aspetto edilizio è molto marginale, gli aspetti centrali sono altri. La Valtrebbia è una zona un po' di confine che rischia un po' di essere considerata anche come una zona un po' marginale. In realtà, attraverso proprio l'esperienza di questi piani coordinati, è emersa una realtà molto più ricca di quello che uno poteva immaginare. Quello che ha interesse per il territorio è che esistono ancora delle comunità in qualche modo coese tra di loro, che hanno una loro identità sul territorio e che hanno assolutamente la necessità oggi di trovare un modello di sviluppo nuovo. Il rilancio dell'agricoltura è un tema forte del Pucco Valtrebbia. La disciplina dei manufatti agricoli, che è stata inserita all'interno dei PUC coordinati, supera la logica dell'indice di fabbricabilità dei piani urbanistici e ragiona in termini di fabbisogni. Per esempio,
Per un allevatore gli spazi saranno dimensionati considerando la stalla, il locale mungitura e lo spazio per lo stoccaggio del fieno. Inoltre, grazie al fatto di avere 5 piani coordinati, si prevederà la possibilità di utilizzare per il conteggio dei volumi anche superfici agricole appartenenti a comuni limitrofi. Altro obiettivo fondamentale del Pucco è il rilancio turistico. Certamente il turismo è la carta principale che questa comunità della Valtrebbia deve giocarsi. Si può proporre ad un mercato turistico nuovo, che è quello che oramai si sta sviluppando sicuramente in un contesto europeo ma anche mondiale, che è quello della scoperta del territorio. Parliamo per esempio della pesca. All'interno di questo ambito c'è un tratto del torrente Trebbia che è sede di una delle zone più interessanti per la pesca, con la mosca, e quindi attrae molti appassionati del settore che arrivano da tutta Italia. Pensiamo anche per esempio che in Valtrebbia sede ogni anno una gara di orientering che richiama 4-5 mila persone che da tutta, non solo dall'Italia ma anche dall'Europa arrivano per sperimentare queste loro tecniche. Il Parco dell'Antola è coinvolto anche in questo progetto. Che effetto può avere il Pucco per il parco? Riuscire a creare la base per una presenza turistica più frequente e soprattutto più stabile sulle nostre valli, tanto di escursionismo inteso in senso stretto, quanto per lo sviluppo di attività, relativamente nuove, come la mountain bike e il turismo a cavallo, perché sono due branche che assolutamente possono trovare un grosso sviluppo.